E ancora in diretta, buongiorno a tutti da Paola 4, ben trovati su Studio 90 Italia. Sono molto contenta, è tornato a trovarmi con un lavoro meraviglioso. Sal Da Vinci, benvenuto, ben trovato. Buongiorno. Che piacere, guarda, abbiamo aperto con questa poesia, ecco, con questo brano meraviglioso, singoli e in collaborazione chiaramente Sal Da Vinci featuring Renato Zero, e voglio dire... Grazie innanzitutto dell'ospitalità, che è la terza volta che... È vero? Sì, poi Paola è bravissima e sono contento di averti ritrovata, quindi un saluto a tutti voi in ascolto, naturalmente. Allora, io partirei subito con Sal, benvenuto ancora una volta, lo sai quanto mi fa piacere perché ti stimo moltissimo come artista e i tuoi lavori sono fantastici. E a proposito proprio di questo nuovo album Non si fanno prigionieri, apriamo parlando di questa collaborazione. Come nasce questa collaborazione con Renato Zero? Renato lo conoscevo già dagli anni *80, poi successivamente ci siamo incontrati più volte e un bel giorno mi avvicinai a un musicista straordinario che è Maurizio Fabrizio, che ha scritto tante bellissime canzoni, capolavori appunto, e lui praticamente scrisse una musica per me, per iniziare questo nuovo viaggio di Non si fanno prigionieri. E in quel periodo lui scriveva per Alt, l'album di Renato, e io chiesi a Maurizio così: perché non mi fai scrivere un testo da Renato, perché non conoscevo, artisticamente non ci avevamo provato. E lui la sera mi chiama e dice: guarda, Renato è proprio contento di poter fare questa cosa. Madonna mia, che bel regalo. E nacque un brano che si chiama Dettagli e che naturalmente contiene Non si fanno prigionieri. E poi Renato ci prese gusto e mi disse: perché non mi mandi qualche musica che hai scritto, che stai scrivendo, che scriverai? E da lì è partito. E poi alla fine, sai che ti dico? Ho scritto quello, ho scritto quest'altro, abbiamo fatto quest'altro insieme, non più uno. Alla fine facciamo anche un duetto, nasce Singoli, e questo è proprio, secondo me, un capolavoro, un album fatto con il cuore, dove c'è un Sal Da Vinci un po' diverso rispetto a qualche anno fa. Ma sai, i tempi cambiano, ci sono delle cose così intorno a noi che corrono più del dovuto, e tu naturalmente l'unica cosa dove ti puoi aggrappare nella Repubblica dei Sentimenti. E l'unica cosa che fa la differenza è proprio quella: una vita più normale, una vita più vicino alla tua realtà, al tuo habitat, alla tua camera del cuore. E io mi sono naturalmente rifugiato nella parte più interessante che vivo, e quello che vivo io attualmente, la mia semplicità, nella mia semplicità, raccontando le storie che fotografano i miei occhi, il mio quotidiano che mi gira intorno e che in alcuni momenti mi lancia degli allarmi, e naturalmente mi tuffo in queste poesie raccontate in musica. Mi piace questa immagine della vita vissuta come tante foto, ecco, quindi gli occhi che guardano queste foto giorno per giorno, attimo per attimo. Naturalmente è tutto cambiato intorno a noi, è tutto più veloce, da un certo verso ti dà la possibilità con un click di arrivare dove vuoi, dall'altra parte quando non si usa con parsimonia e non si fa attenzione a come comunicare con il mondo che ci circonda, e mi rivolgo naturalmente ai social, naturalmente alla prigionia dei tablet, dei telefonini, del meteo, dell'oroscopo e di tutto quello che comunque cambia di volta, è un po' come il tempo, no? Diciamo essere social al posto giusto, al momento giusto, senza esagerare, ecco. E altrimenti poi non si capisce, andiamo in confusione, perché c'è attualmente una situazione un po'... Ci sono i nostri figli del domani, che sono nati con i social e conoscono, ahimè, solo quello. E noi veniamo da un'altra generazione e dobbiamo inevitabilmente adattarci, e andiamo continuamente in contrasto con i nostri figli, ma credo che sia la cosa peggiore da fare. Quindi diciamo ai giovani di non perdere il contatto con la realtà. Io credo che noi genitori dobbiamo fare un passo in avanti, dobbiamo cercare di accettare anche il momento e di come dire, contribuire al cammino dei nostri figli
cercando ogni tanto di innestare qualcosa di qualche come dire anticorpo per una giusta causa. La giusta causa qual è? Il patrimonio dei sentimenti. Ecco, proprio quello lì, sempre l'emblema di tutto. Avere un obiettivo preciso e quindi l'obiettivo dei sogni, percorrere la tua strada nel modo sano. E forse il nostro dovere è proprio quello di vivere a fianco ai nostri figli e non di andargli contro continuamente. Quello che dici ovviamente ci fa capire che sei molto molto legato anche a questi valori, alla famiglia, e so che quest'album in particolare è dedicato a una persona speciale. Ma difatti è un album, il titolo non è provocatorio, ma il titolo è lo stato d'animo di una persona che non si vuole sentire prigioniero proprio di tutto questo che stavamo parlando prima, quindi di queste catene virtuali, che ci siamo un po', come dire, a volte da soli e che in alcuni casi ci portano a non essere lucidi certe volte. Facciamo una cosa, noi continuiamo ad ascoltare alcuni dei brani che fanno parte di questo lavoro molto bello, appunto Non si fanno prigionieri, parlando di genitori, parlando di amore, parlando di famiglia. C'è una dedica speciale a tuo padre all'interno di questo booklet che a me piace sempre toccare, ecco, restando poi alla fine con i piedi a terra e toccando proprio la realtà con mano, perché poi è vero quel discorso che hai fatto sui social che bisogna andare avanti, però secondo me ci sono anche delle cose che non bisogna dimenticare, non bisogna perdere, come queste, come toccare un CD con mano per esempio e tanto altro. Quindi ascoltiamo Qualcuno che mi ami e poi continuiamo a raccontare di questo percorso nuovo di Sal Da Vinci. Ok. Meravigliosamente ho visto questo video di Sal Da Vinci, un brano stupendo e con un video veramente eccezionale. Sal, volevo fare i complimenti a te, chiaramente a chi ha realizzato questo video, perché è molto molto bello davvero, e so che è proprio tratto da uno spettacolo che ha avuto un grande successo. Sì, in effetti, guardando poi i colori, Italiano di Napoli di Studio 90, ecco. Mi sembra, possiamo anche pensarla così. Ma sì, uniamo Napoli, uniamo Catania, facciamo la forza del sud, voglio dire. Hai voglia, hai ragione. No, praticamente questo video nasce come spot, uno showreel dello spettacolo Italiano di Napoli, e poi le immagini mi hanno catturato così in modo sorprendente che abbiamo deciso di non girare il classico video che si fa e prendere alcune immagini belle dello spettacolo anche per spettacolarizzare questo brano meravigliosamente. Ed è meraviglioso davvero, è meraviglioso anche Sal Da Vinci, che sarà meraviglioso anche giorno 22. Che gioco di parole, guarda, sto meraviglioso mi sta accompagnando. E meno male che è meraviglioso che ti accompagna, perché comunque quando c'è qualcosa di meraviglioso si sta sempre bene. Senti Sal, allora abbiamo parlato di questo spettacolo teatrale Italiano di Napoli che è andato fortissimo alla grande, di quest'album che sta veramente conquistando i cuori di tutti, di tantissime altre cose, altri progetti che ha in serbo per noi Sal Da Vinci. Anzi, facciamo una cosa: se avete voglia di fare qualche domanda a Sal Da Vinci potete chiamare al numero 095 43 53 25 adesso. E io chiedevo prima a Sal Da Vinci: ma come fai? Cioè, ma non dormi mai? Perché fa tante di quelle cose che io non capisco e non so come tu faccia a trovare il tempo per fare tutto e anche bene. Difatti non sono io. No, come fa? Sai, la passione per questo bellissimo mestiere che ti dà quell'adrenalina, quella carica, e poi naturalmente il riscontro del pubblico. Il pubblico ti ama. E il pubblico mi dà la possibilità di fare questo bellissimo mestiere innanzitutto, ma mi dà anche quell'iniezione di fiducia, no? Nel percorrere il viaggio della musica ormai da molto tempo, ed è bellissimo. Il pubblico mi ha regalato più di quello che io ho donato a loro, quindi è proprio un cammino, è una missione. Sono naturalmente debitore
da questo punto di vista, e quindi affanno certe volte. No, a volte, sai, magari 2 o 3 mesi rifletti e ti manca stare con le persone 2 o 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi, poi magari sai anche gestirsi non è proprio semplice. Io sono produttore delle cose che faccio io e mi autoproduco e ho un team che lavora intorno a me, una responsabilità perché ci sono 41 famiglie che tutte le volte che vado in teatro lavorano per i miei progetti, è una responsabilità importante. Questo importante. Ti fa anche onore, oltre al fatto di avere una grande responsabilità, soprattutto nel periodo che la musica e lo spettacolo in generale sta vivendo adesso. Certo, è tutto faticoso, però è bello perché la passione e l'entusiasmo ti tiene così energico, vivo. E quindi dicevo che in alcuni momenti, soprattutto quando stai per debuttare con qualcosa, ti arriva sempre una cosa doppia da fare, bella. Beh, tu adesso infatti hai anche delle cose triple oltre che doppie. Appunto. Intanto scusami, abbiamo una telefonata in linea. Sentiamo chi è. Diamo il benvenuto a Pronto? Pronto? Ecco, non è pronta o non è pronto? Ripristiniamo il collegamento, pronto, non c'è, quindi torniamo a parlare queste, esatto, ci sarà sicuramente, torniamo a parlare di queste collaborazioni, di queste triple cose che sta realizzando appunto Sal Da Vinci, come scrivere per un artista in particolare che noi conosciamo. Successivamente al Non si fanno prigionieri, io dal 20 dicembre sono approdato al Teatro Acuseo di Napoli con uno spettacolo teatrale dal titolo Italiano di Napoli, che non è un titolo provocatorio, ma è semplicemente un senso di appartenenza italiano di Napoli, rappresentato naturalmente con tutte le sue sfaccettature legate alla Repubblica dei Sentimenti, perché è una cosa metaforica precisa. Naturalmente sul palco con me 3 attori straordinari: Davide Marotta, che è l'anima dello spettacolo, Lello Radice, che è il custode di questa fabbrica di sogni abbandonata, che diciamo tra virgolette un po' la fabbrica dell'Italia, della nostra amata Italia, e l'Italia è rappresentata da una bravissima attrice che è Lorena Cacciatore. E sul palco con me un'orchestra straordinaria di miei compagni di viaggio da sempre, la regia di Alessandro Siani, e con il quale già hai collaborato. Sì, avevo scritto la prima colonna sonora di un film, del suo primo film, e poi ho condiviso con lui una canzone, Tu Stella Mia, di Si accettano miracoli. Insomma, Sal, tu porti anche bene allora, perché comunque la prima colonna sonora, questa è una cosa bellissima da sentire. È bello portare bene, portare energia buona e pulita, è bellissimo sentire. Grazie, ti ringrazio. E le coreografie bellissime di Marcello e Momo Sacchetta. Insomma, un progetto importante che ha aiutato naturalmente da tanta affluenza. Difatti siamo stati lo spettacolo che ha sbigliettato di più in Italia, il teatro italiano, quindi è una cosa meravigliosa. E sicuramente ci saranno tante altre cose ancora in mezzo che sta realizzando Sal Da Vinci. Questo è uno spettacolo bellissimo, un album che lo accompagna ancora più bello, ma io ero curiosa perché tra poco purtroppo dobbiamo lasciarci con Sal Da Vinci, ma spero che tu possa tornare a trovarmi molto presto. Sal Da Vinci, in quel poco tempo libero, cosa fa? Mi dedico alla famiglia, anche se la mia famiglia mi segue sempre, anche quando mi esibisco, lavoro, faccio promozione, spesso la mia famiglia è con me, ma lo è da sempre, da quando ho iniziato il viaggio famoso, meraviglioso, straordinario della famiglia. E questo sicuramente è molto importante, perché una famiglia che condivide la passione e il lavoro, chiaramente come quello che svolgi tu. Tua moglie sarà sicuramente una donna eccezionale che salutiamo, e anche i tuoi figli, giustamente, e salutiamo anche Sal Da Vinci. Ringraziamo tutti gli amici che ci hanno seguito e ci continuano a seguire su Studio 90 Italia, e sicuramente stavano arrivando tanti messaggi, tante telefonate che purtroppo adesso non possiamo più prendere, però
Ringraziamo Sal Da Vinci di essere stato qui. Un saluto affettuoso a tutti voi in ascolto, agli amici di Radio Studio 90 Italia, solo musica italiana. Grazie a te Paola, grazie a tutto lo staff tecnico e all'editore, un abbraccio affettuoso, e alla mia bellissima Catania. E allora adesso ci salutiamo con un brano che mette un po' da parte la ragione, perché le cose più belle vengono fatte d'istinto e di cuore. Sal Da Vinci, ciao, grazie. Grazie a voi.